Ha acceso i semafori stamani la targa Florio Classica edizione 2022, è scattato il verde. Presenti le esclusive auto protagoniste, l'ultima del campionato italiano grandi eventi, pronte allo start anche le meravigliose supercar di Maranello del Ferrari Tribute Targa Florio. La partenza è avvenuta dal Museo Storico dei Motori e dai meccanismi del sistema museale dell'Università di Palermo, quartier generale della gara, alla volta dell'autodromo di Pergusa, che quest'anno con l'occasione compie 60 anni di fondazione. I concorrenti, dopo aver raggiunto Termini Imerese, proseguiranno sul tracciato della Termini Caccamo, nome storico della velocità in salita, quindi verso il centro della Sicilia attraverso gli abitati di Roccapalumba, Aria, Vallelunga e Pratameno. Si cambia provincia e dopo Marianopoli si raggiungerà Caltanissetta. Atteso per le 13 il passaggio sul tracciato della Coppa Nissena, la gara che lo scorso 11 settembre ha chiuso il campionato italiano velocità montagna con l'edizione del centenario. Ad attendere auto d'equipaggio a metà giornata all'autodromo di Pergusa, i 5 km sul lago di Proserpina, dove sono state scritte grandi pagine di automobilismo, che ha preparato un'accoglienza esclusiva per la targa Florio Classica. Le auto effettueranno alcuni giri sulla pista ennese prima della pausa pranzo, sempre all'interno della struttura. A fare gli onori di casa e porgere il benvenuto alla prestigiosa carovana sarà lo stesso presidente del consorzio ente autonomo di Pergusa, Mario Isgrò. Il percorso di rientro inizierà col passaggio della caratteristica Calascibetta alle 14:21, poi la volta di Villarosa, Resuttano, per proseguire sulle Alte Madonie verso Caltavuturo e scendere verso Cerda, due nomi icona della targa Florio, prima dell'arrivo alle tribune di Floriopoli alle 16:30, dove si potrà ammirare la targa vinta da Achille Varzi sull'Alfa 1934. I concorrenti quindi faranno rientro a Palermo per fine tappa. Ricominceremo quest'anno a battagliare, ci sono tantissimi driver molto bravi, quindi sarà una gara molto tirata, molto interessante, e poi la Targa Florio ormai diciamo che è una delle gare più belle che ci sono nel circuito nazionale. Beh, secondo me si vincerà la seconda tappa, cioè sabato, perché mi pare che ci sarà una prova abbastanza lunga in salita lì a Piano Battaglia, se non sbaglio, e lì credo che sarà molto importante la concentrazione, riuscire a portare le nostre vecchiette nel modo migliore sui tubi, perché lì se perdi troppo tempo, poi sei troppo lento, non riesci più a metterla diciamo, in tiro la macchina. Quindi bisogna veramente attenzionare quei passaggi in salita dove ci sono veramente le trappole, ecco, chiamiamole così. Per vincere serve un miracolo o tanta fortuna, perché per essere più bravi di questi siciliani che si allenano hanno un'abnegazione che è fortissima, che io non ho, non ce la farò mai, però vengo qui alla Targa Florio, mi diverto, mi piace, la Sicilia è bella, la gara è bella, la gente è simpatica e va bene così a questo punto.